Mi è stato detto benvenuto che a Luca Soddu, benvenuta buongiorno, a Jacqueline Luca. Orgiano. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, amici. parliamo di una gara. Come nasce tutto questo movimento? Perché ho visto che 60 partecipanti in questa competizione, che comunque dà la possibilità di cantare. E ho visto anche, cioè, nel senso, non solo a Tiziano Ferro come concetto, non solo al cantante professionista, ma anche a chi ha solo voglia di potersi mettere in gioco, giusto? Allora, sì, giustissimo, anche perché il Sardinia Voice Contest nasce da un'idea così in una serata in un pub, ascoltando il karaoke. Quindi la base è un po' cara no, assolutamente no. Okay. Il Sardinia Voice Contest ha comunque una base, ha comunque delle radici dove comunque c'è una collaborazione anche ma di Gianni Herrera. Ma non ci sarebbe nulla di male, guarda che Angelo Pintus adesso rifarà il karaoke in giro per l'Italia su Italia 1, quindi voglio dire, non c'è assolutamente nulla di male. Abbiamo anche la storia tipo Fiorello, no? Che comunque ha iniziato col karaoke su Italia 1. Sì, no, ma per dire che talmente, però sono passati anche 20 anni da quel karaoke. Sì. Dico, nonostante siano passati 20 anni, non c'è nulla di male a ripetere o a prendere anche spunto da ciò che è stato un grande successo, talmente tanto grande che lo ripetono con Angelo Pintus, quindi assolutamente, ma infatti il Sardinia Voice Contest nasce anche comunque dall'esigenza di trovare appunto dei talenti con cui poter collaborare e lavorarci. Appunto questo nasce poi nella collaborazione anche con Gianni Herrera, con la One Music, che è un'etichetta discografica di Roma, che comunque insieme abbiamo istituito il primo premio, che è l'inedito per la vincitrice con... Io però prima di arrivare a raccontare tutto Sì. su questa gara, questa possibilità di mettersi in gioco, voglio sapere, ma tu chi sei? Ma tu chi Tu da sei? dove arrivi? Tu, con sto ciuffo alla Lucchetta. Da dove arrivo? Da dove arrivo e come inizi e che fai nella vita? L'organizzatore di eventi, ma eventi in generale? Spaziamo, nel senso che comunque... Poi dopo arrivo, Jacques, arrivo, perché giustamente la Non mi preoccupo. la parte femminile la stiamo un po' lasciando, però voglio capire prima. Siamo curiosi. No, Raccontaci Perché a la noi piace genesi della tua conoscere vita. anche chi sono gli ospiti che vengono a trovarci. No, allora io nasco in Sardegna, quindi sono sardo doc, cioè quindi al Dove sei 100%. nato, tanto? Provincia di Nuoro, Tetti. E dopodiché poi vabbè, finito il militare, quindi 18-19 L'hai presa anni. larga, cioè proprio, ok, Sì. da là. Sì, vabbè. Parto e inizio con militare. la mia esperienza 2 anni a Londra, quindi anche per imparare un po' l'inglese così. Ritorno a Milano ho iniziato a lavorare con delle agenzie di spettacolo, quindi la Indigo, dove facevo comunque il fotomodello, modello, comunque facevo delle... Più o meno la sua stessa strada. Sì. Infatti di vederlo. Più o meno la sua stessa strada, Puoi alzarti Presidente poco a Mameli. poco, posso dare un giudizio? No, Sì, mantiene una certa freschezza fisica. Guarda, più o meno la stessa strada del Presidente Mameli. Per Fino a qui- cortesia, fino a qui ci siamo. Quasi, Teste guarda, e storie anche- diverse. Anche lei è uscito dal militare, poi ha fatto, sì, ho fatto il altro. fotobidello. No, io ho fatto Quindi, la da lì, ringaboppolo. insomma, Io ho fatto poi da la là- ringaboppolo, ho fatto altro nella vita. Poi da là è partito tutto, nel senso che comunque da cosa nasce cosa, ha seguito un po' tutto. E ti sei Sino a- buttato nel mondo dello spettacolo anche da organizzatore. No, questo arriva proprio quasi alla fine, dove 2 anni fa io ho iniziato a collaborare con Gianni Herrera per una radio, una web radio, e conducevo un programma che inizierà adesso poi ad aprile, che è Radio Talent Show. Ci occupiamo di talenti emergenti, quindi niente big, solo talenti, quindi tipo anche gli artisti trovati in strada, quindi gli artisti di strada. E Cioè, da io ho là- ottenuto grossi successi magari, vero? Sì. Con molti? Tanti, no, molti no, però uno in particolare, Jack Fox, che è veramente un ragazzino di 17 anni che Molto fa bravo. rap, è molto bravo, sì. Bene, allora adesso Assolutamente. Poi ci fammi mettiamo capire. anche Matteo Bruni che canta lasci, molto bene. io sto qua. Io l'ho chiesto. Non ho bisogno, grazie. Non hai Non bisogno. faccia la Vuole gente liberarsi dei di te. ricchi e poveri. Ma vabbè, Vuole abbiamo liberarsi di te. No, infatti, l'opportunità di casomai sarà il valorizzarti. contrario, sarà il contrario. Abbi pazienza. Vada a valorizzarsi lei al mercato del No, pesce. io, che poi- io sono in pensione. Bravo. Ormai non c'è Ecco, niente. allora torni a casa, scusi, non si fa. No, invece Jacqueline, allora come si unisce a tutto questo? Jacqueline nasce, cioè, Perché si è unisce- è un altro, diciamo, esperimento che è riuscito da un punto di vista dello Ovvio. spettacolo, perché credo che conoscendoci da un po' di anni, perché io non sapevo fosse qui stamattina, in realtà è tutta un caramba che sorpresa, sapevo ballasse ma non sapevo conducesse, perché lei conduce lei conduce insieme a me, arriva perché glielo facciamo essendo... dire a lei, dai, No, così sì. almeno, sennò poverina. Dai, prego. Prego, Giacomo. Allora, la nostra conoscenza è avvenuta una serata, appunto un karaoke,
c'è stato subito un certo feeling tra noi due, tant'è vero che lui mi ha parlato dei suoi progetti. È rimasto così fa pensare a tutto tranne che lavorativo, però va bene. No. Io sono molto è rimasto innocente e ti seguo la dinamica abbagliato delle forse cose. dalla mia parlantina o comunque dalla mia simpatia, e mi ha proposto, bella come grazie, ragazza, gentilissimo. Il maniaco del parco non perde tempo chiaramente per fare E quindi mi ha proposto di lavorare con lui. Premetto che è la prima esperienza, quindi comunque ci stanno tutte le gaffe che posso fare, perché non ho chissà quale grande esperienza, Tra però l'altro, io mi butto. Fai Mi bene. butto, ci provo. Tu sei sarda per cognome? Io sono sarda per cognome, però di origine sono cilena. Infatti. Sì. Insomma, Sì. c'è una provenienza un po' più lontana. So però che ho la classica faccia da nuorese, ma non lo sono. la classica faccia da nuorese. Sì, mi hanno detto che sembro una nuorese. In effetti, Vero? sì, hai molto di quella bella e affascinante zona Vabbè, della ormai Sardegna. lui ha perso i sensi, quindi No, non ha più in effetti una uno voce in non può capitolo, non infatuarsi di una bellezza Sì, ma la vuoi simile, e posso finire? anche geografare No, con i basta, migliori va bene aggettivi così, se va sono bene così. necessari per innalzare la sua bellezza. Va benissimo. Perdono, non voglio scippare il Giusto, tuo ruolo. giusto. Lei che tanto ormai non si innalza Per più da nessuna cortesia, parte, lasci taci. stare che è meglio. Dai. va. Allora, quindi questa sorta di voler dare spazio anche a chi veramente poi dopo si trova ad affrontare un'esperienza nuova, bella, divertente, che ovviamente implica anche una capacità che può o non può venire fuori, e quindi è una sorta di mettiamoci alla prova tutti. Giusto? Diciamo che vado alla ricerca di quello che è talentuoso, ha la grinta, ma non Quindi ha avuto mai la possibilità. Hai Quindi si aggiunto dà la anche il talent possibilità. scout nelle tue Sì. mansioni. Diciamo di sì. Bravo, fotomodello, conduttore alla radio, Tutto questo, ragazzi. organizzatore di eventi Sì, e sì, talent sì. scout. Sì. Ma tu proprio hai detto ok, cioè come è uscita sta cosa? Senti, io faccio questa cosa qui, si chiama, è un concorso, esatto. cerco una conduttrice. Ma tu saresti disponibile per... No, me l'hai imposto. Ah no, tu devi. Così. Tu sarai Anche con perché- me, anche sarai per- al mio fianco. Anche perché... Ma perché lo conduci anche tu? Sì, lo conduciamo sì, assieme, ok, lo una presentiamo sentita assieme, insieme. ma anche Sì, perché lei dà quel tocco di eleganza che comunque si si vede, no? Nel senso che comunque Trabocca di eleganza. che mancava, e quindi Divento rossa. No, ma è un dato oggettivo. No, io chiedo scusa in partenza. non è il perché caso. Purtroppo Beh, non è a il una caso. certa ora deve prendere una pastiglia. Ha No, sbagliato, no, stamattina ha no, preso il Viagra. no, Allora, sono molto razionale, anche abbagliato dal fascino di E questa bella basta, parte. abbiamo capito. Prego, non andiamo allora, avanti. l'ultima fidanzata era 30 anni fa. Sì, quello per che- cortesia, resta nella nicchia. Senti, Vai. ecco, proprio di quella stavo parlando, guardi. E quindi la gara come si sviluppa? allora la gara si sviluppa in alcune fasi, quindi c'è la ricerca degli iscritti, dopodiché c'è la scelta, quindi una giuria sceglie ipotetici Poi finalisti. dalla regia, se abbiamo delle immagini, le abbiamo da qualche parte, le possiamo anche usare mentre parliamo, così vediamo un po' insomma, perché quale edizione è questa? Questa è la prima. Ah, la prima. la È la prima. prima, E allora sì, le immagini sì. che abbiamo trovato a cosa Sempre si... la prima. Sì, Sempre perché questa. l'avete già... è già finita? È già finita, sì. Ah, è già stato fatto. La finale è stata il 28 Ah. febbraio al Teatro Massimo. Volevo smascherare i nomi dei vincitori. Ha vinto Sara Pischeda come per Masterchef. Giusto. Così. Tra l'altro Sara è arrivata, se non sbaglio l'ho vista sconchiare, come si dice in inglese, dalla porta dello studio. Ok, quindi avete già dato anche un nome Sì, sì, alla al vincitrice. vincitore. Perfetto, Sì, benissimo. benissimo. No, pensavo fosse Sara la vincitrice di un'edizione passata. Invece No, 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 come è vinto la proprio... E allora, Freschi, allora, freschi. scusami, ti posso già chiedere com'è andata? infatti. Ma è andata benissimo. Allora, Ma perché è vinto- stato bravo lui o perché è stata brava lei? Adesso vediamo chi dei due. No, siamo stati bravi entrambi, abbiamo saputo reggere comunque la tensione, abbiamo saputo reggere tante critiche che comunque sono sempre ma questo positive fa per parte crescere. della democrazia. No, ma io reputo che comunque siano positive, Vero. perché alla fine comunque ti metti in discussione Certo. e cerchi sempre di migliorare. Ok, allora Sì, ovvio. le immagini facciamo così, le riusciamo a recuperare e le vedremo dopo nel prossimo blocco, visto che è arrivata anche Sara. Io andrei in pubblicità, farei entrare Sara, così abbiamo qui Io direi, anche sì. la vincitrice. Prima ancora andremo al telefono faremo per cantare?
la faremo cantare a cappella. Canta. Per Che è forza, bravissima. al massimo a Bravissima. cappella. È Cioè, bravissima. È uno spettacolo. assolutamente Sì, sì. sì. Prima ancora dicevo andremo al telefono, lei prende sempre troppe iniziative. vabbè, dammi il la mio capo possibilità di animazione, le sentire ripeto, la voce quando suave lavoravo della in vincitrice. villaggio diceva Cosa non si prende diceva? iniziative perché il capo sono io, qui il capo sono io, lei non prende Signori, iniziative. è un boss, è un vessatore, Carlo anacronistico Magia rispetto tra alla poco al telefono, democrazia. poi torneremo con Luca Soddu, con Jacqueline Orgiano e con Sara Pischedda che si unisce alla vincitrice appunto di One questo concorso che come dire, Allora, ripetimelo Sardinia tu. Voice Contest One Song. One Song, ecco sì, One esatto, Song. One Song, la vincitrice è proprio così che si chiama. Torniamo tra poco. È arrivata Sara. Buongiorno Sara. Buongiorno, Diletta Hai il Sara. microfono, Jacqueline, passaglielo così diamo il buongiorno a Sara. Buongiorno a tutti. Tu sei la prima vincitrice. Sì, esatto. Tu canti da quanto, Sara? Da quando avevo 5 anni, Da adesso quando ne ho avevi 20, 5, quindi praticamente 15 anni. Da subito. Sì. Hai 20 anni, 15 anni di canto, ma perché a casa c'era qualcuno che cantava, quindi la No. musica è arrivata in No, questo vabbè, ai miei familiari è sempre piaciuta la musica, mi hanno sempre fatto Però ascoltare un nessuno sacco che di sia musica. cimentato nel canto. Tu hai No, avuto attraverso le recite all'asilo, le materne, allora l'ho scoperto che ero Quando c'erano innamorata delle del cerimonie, canto, della musica. praticamente le Sì, recite, esatto. ha presente? Ai Le saggi. Sì, sì. Non è difficile, guardi che è facile. No, le no, recite, ma le le recite. differenze c'è che tu probabilmente non ci arrivi bene a Le capire, cerimonie non lo so. a capire l'aspetto hai cantato in interiore della cantante. Io volevo evidenziare questo fuoco prorompente che irradia la fanciulla. In questo contesto ho fatto la domanda. Andiamo avanti, Sara. Perfetto, molto bene. Accattivante il sorriso di questa bella fanciulla. Adesso, beh, certo, mi sembrava strano non fosse già arrivato anche da Calapiazzi. dai, guardala, Ma prego. certo, ci mancherebbe. Parlavamo di questa manifestazione che tu hai vinto con che canzone? Ci vorrebbe il mare. Ci vorrebbe il mare, quindi Ci vorrebbe. canzone di? Canzone non di? so, dilla a lui, ragazzi. Masini. Marco Masini. Marco, sì. ma l'abbiamo anche conosciuto. Sì, lo conosco. L'abbiamo intervistato. Ci ho discusso. Ci ho Io discusso tifoso del di- Cagliari. Abbiamo discusso noi due. Lui tifoso della Fiorentina. Fiorentina, certo, E noi- Toscana. comunque, grande cantante. È andato lo via che gli conosco. usciva sangue dal naso, ve lo dico Ma perché. non è vero, c'è stato un confronto dialettico. Senti, per esempio, serrato, Mameli ma- prima diceva che sì. si potrebbe cantare a Io direi cappella di un sì. pezzettino, te Io la direi di senti sì. poco poco? Come no? Dici vorrebbe il mare? Lo so, Che vuol dire? lo so. Perché il mare di mattina Senti, presto guarda- non è bello? Sempre bello il mare, Sì, guarda. ma un cantante si sa che alla mattina non è proprio Vabbè, il miglior momento. un piccolo se, te la fioretto. senti, se non te la senti, per la forza di Ma io direi Grayskull di sì. e del tuo anello. Luca, Mollarici. Perché l'anello di Grayskull ci vuole. Hai l'anello. stato il mio Allora, cari portafortuna. presentatori, Ecco, Jacqueline, se vuoi puoi presentare Ecco, come fosse esatto. Io direi di sì. il momento della sua esibizione. Io Lì, direi di sì, dai. capisci? Dai. Nel frattempo poi vi ascolto in vedremo silenzio religioso. anche le immagini che forse sono già andate anche in onda, io non mi sono accorto, ma le vedo in bassa frequenza. Prego, Jacqueline. Con Ci vorrebbe il mare canta Sara Pischedda. Ragazzi, Sanremo gli fa un baffo, eccola qua, già canta nelle immagini, però adesso la sentiamo dal a vivo. cappella, lo so, non è facile. Prego, Sara. Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite. Beh, brava, direi brava, complimenti. la Anche i voce è 20 bella, anni hanno gradito. bravo lui, Dov'è avete scelto l'applauso? bene, cari l'applauso ragazzi. del pubblico dei Sì, 20 ce l'abbiamo, anni. guarda, Noi guarda. abbiamo Questo è un applauso fuori, copiosi, assiepati alle ringhiere, c'è un mondo, cioè voi non ve ne siete accorti quando siete entrati, perché Ma è quando pieno. arrivate voi, cioè gli ospiti sono già andati via, cioè aspettano lui Sì. la mattina alle 8 per l'ingresso, poi dopo vanno via a vedere la puntata e poi tornano alle 10 Ah, ok. quando lui esce, capito? Perché lei quando, cioè, è proprio il momento della. Senti, ma la prima volta che vinci sarà un concorso, qualcosa, o nella tua vita hai già fatto altre? Ho già fatto tanti concorsi. Ok, quindi eri spettacoli. abbastanza anche preparata.
Sì, vabbè, è sempre un'esperienza nuova, che è come partire da zero ogni volta che sali sul Cosa palco. fai nella vita? Studi, lavori? Io studio Ok. psicologia all'Università di Cagliari. Ok, quindi hai l'esatta sensazione di ciò che vuoi fare nella vita, la psicologa o la cantante? Io sto cercando di aprirmi tutte e due le strade perché non è un mondo difficile, quindi è sempre meglio aprirsi due strade diverse. La cultura renziana è quello che pensa il presidente. Non è un mondo difficile o è un mondo difficile? È un mondo Pensa che difficile. fare tante Ok, cose. no, perché ho capito, non è un mondo difficile. è un mondo difficile. Perché allora, sia all'ambito del lavoro sia all'ambito in del questo lavoro. caso Non è per un mondo mordere. difficile, è vita intensa, felicità, momenti, diceva Tonino Carotone, che tu saprai sicuramente. No, Non so come. Tonino Carotone è un La cantante. voce ce l'ha, È bella, un cantante quindi. che ha fatto un paio di canzoni anche molto molto carine. Anche questo Dai, ho avuto la possibilità di tu cosa conoscerlo e dici, intervistarlo. Insomma, Spendi una parola. ecco, per tu questa da talent merda. scout a questo dai un punto giudizio. e Jacqueline da madrina. voi, sì. Beh, Date. sulla figura di Sara cosa possiamo dire? Dai. Un paio di parole da spendere per Discettate chissà. bene Magari nei qui confronti di questa stiamo ragazza. festeggiando l'inizio di una carriera. Chi lo sa? Sì. Oh, Lei- teniamo a battesimo anche No, noi. no, lei guarda e infatti è ancora un po' incredula, però no, io sono molto molto felice che Sara abbia vinto. Senza nulla togliere anche al secondo Al e terzo, comunque al quarto, c'erano terzo. 60 partecipanti, quindi C'erano- fino al 60esimo, dai, tutti. No, tutti quanti Vale la assolutamente ne valgono la pena. Cioè, infatti poi spero che comunque si ripropongano e comunque ci sarà modo anche di ricollaborare anche con tutti gli altri, perché ora partiamo anche con il Castrocaro. Quindi comunque che è collegato al Castrocaro, poi c'è anche la seconda edizione del One Song del Sardegna Voice Contest. Insomma, ci sono un po' di cose, un po' di Sara fermento. Sara merita, ha meritato la vittoria, ha dato il meglio di sé sul palco del Teatro Massimo, grinta non gli Ma mancava. a casa, papà, mamma, i parenti, perché solitamente quando scettici, succedono no? queste robe qua vengono tutti, no? A tifare sì. un po' per. C'era un voto, un SMS voto, come funzionava? Un No, funziona- voto di una giuria. C'era la giuria tecnica che era sì. composta da 20 persone. 20 persone, ammazza, metterne Sì, insieme così persone, il così presidente numerosa. la metà Sì. forse. Sarà la metà, erano 10. 10. Sì, sì. Gli altri 10 Avevano erano detto truccati, 20. capito? Per truccare il Scusa. concorso. Erano quelli che erano i reali. No, ma dai, Svilisci, no. Lui scherza. Sto scherzando, anche Esatto. tu, ma Lui scusa. ama scherzare. Cioè tu i Perché? 10 che hai visto davanti erano quelli finti, quelli dietro erano quelli che sapevano già chi No, in avrebbe realtà i giurati erano a Benissimo. metà del teatro, quindi Va non bene, si va bene. vedeva. Va bene. Allora, dai. Jacques, io chiedo a te l'ultimo commento perché abbiamo davvero finito e il tempo vola perché sono già Sì, le sì. 8:58, anzi 59. Esperienza da ripetere per quanto ti riguarda? Sicuramente, Sei divertita? Questa sicuramente, è una cosa importante. sì. Anche per te Sara credo Sara? sia la stessa cosa, ma ormai hai vinto, basta, tu hai archiviato la No, pratica. ma è bellissimo comunque entrare in contatto anche nel backstage con i ragazzi perché beh, certo. comunque Certo. si aprono, ti dicono tutte le loro paure, le loro speranze, quindi a livello umano è molto bello e ti fa crescere. Ci piacciono queste cose ed è Muy per bien. questo che abbiamo voluto avervi qui e raccontare anche la vostra realtà. Grazie Grazie, in Luca, bocca al lupo. Jacqueline, Grazie a voi. complimenti Ciao, è stato un Sara, piacere avervi i due conosciuto. dell'abitacolo e poi pubblicità e dopo la seconda ora. Dai, forza che sennò qua la facciamo tardi e poi DJ Fabietto arriva, Ma io si sono arrabbia d'accordo. e ti fa il cenno Dai, dell'orologio. poi passo io come State sempre. lì, a tra poco. L'indolente.